da veronese non posso che auspicare che se fosse un veronese, insomma, sarebbe una cosa anche molto bella per tutto il nostro territorio. È una figura stata ingombrante, chi viene il dopo di lui, pertanto bravo, io auspico che sia anche più bravo di Luca Zaia, per carità, io dico, perché chi fa l'amministratore deve avere la mission di dire faccio sempre il meglio, no? Io ho sempre guardato i migliori, non i peggiori nelle scelte che ho dovuto fare, e l'ho guardato sempre in prospettiva migliorativa e mai nell'ottica di invidia, ma penso sempre che se uno fa qualcosa di positivo è stato più bravo di me, e credo che anche in questa logica, in questa ottica vada fatta la scelta di dire sì, non ci sarà un Luca Zaia, ma cerco di fare quello che mi è possibile e anche forse se possibile di più. Chiaramente, come tutti sappiamo, le circostanze sono cambiate, vuoi meno gente a votare, l'elettore è cambiato, sostituire Luca Zaia solo a livello di immagine, chiaramente che il Veneto subirà questo colpo, insomma, ecco, però auspichiamo il meglio, come noi veneti siamo, di essere sempre pronti e chiamati alle nuove sfide.